Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Signori, sappiamo che in questi giorni il calciomercato è in un momento molto caldo per via di Vlahovic, Gosens. Queste squadre si stanno muovendo per correre ai ripari, giustamente perché se la Juventus non entra in Champions League sarebbe uno smacco finanziario più che altro, perché la Juventus con l'ingresso nella Champions League, ragazzi, il bilancio glielo salva parecchio, quindi per questo stanno per comprare Vlahovic, anche se l'accordo non c'è ancora. C'è l'accordo, l'hanno trovato, ma giungono voci che la società bianconera ha dei dubbi con il procuratore, quindi occhio, perché il procuratore potrebbe far saltare tutto. Va benissimo, l'Inter si è mossa, ha preso Gosens, il Milan si è mosso anche pur avendo preso un giovane, il Napoli in questo mercato di gennaio ha preso il suolo Tuanzebe. Ok, va benissimo, è giovane, verrà riscattato, spero e me lo auguro venga riscattato, perché ragazzi, ora poi è brutto da dire perché io amo questo giocatore e credetemi veramente tanto. Un attimo però, per prima cosa iscriviti al canale che è gratis, dobbiamo arrivare ai 3000 iscritti, grazie veramente tanto. Stiamo parlando niente proprio di meno che di Fauzi Ghoulam, ragazzi, uno dei migliori terzini. Io penso che era uno dei 3 terzini più forti al mondo, e non lo dico solo io, ma ci sono le statistiche che lo dicono, quindi cari detrattori di Fauzi, fate un passo indietro e chiudito chess, perché Ghoulam non si discute. Ghoulam è stato quel giocatore che mi ha fatto emozionare di più in quel Napoli di Maurizio Sarri. Aveva tutto e proprio Fauzi Ghoulam dovrebbe fare ritorno dal suo erede, dal suo maestro, diciamo così. Dovrebbe andare alla Lazio, c'è già un accordo fra società e calciatore, il Napoli non si opporrebbe a questa scelta di mercato di Fauzi Ghoulam, anzi Aurelio De Laurentiis glielo porterebbe subito. Stesso oggi Fauzi Ghoulam, così facendo andresti a ridurre ulteriormente gli ingaggi nel Napoli. Lo sappiamo che Aurelio De Laurentiis vuole imporre un nuovo tetto di ingaggi a 3,5 milioni, più di quello non si va, e quindi andando a limare, andando a togliere Insigne, andando a togliere Ghoulam, sai che poi puoi comprare qualcun altro. Proprio questo io voglio parlare in questo video, ragazzi. Allora, se noi vendiamo Ghoulam, e sembra inimitabile perché la notizia l'ha data tutto mercato web, quindi potrebbe essere molto attendibile questa cosa, sempre dobbiamo vedere come si svolgerà in giornata la decisione della società, vediamo un pochino come si evolve, se uscirà qualche notizia farò uscire qualche video in giornata, ora vediamo un pochino. Però ragazzi, questa notizia a me mi ha lasciato destabilizzato, perché un giocatore come Ghoulam l'hai appena recuperato e ha fatto 3 partite di seguito che non le faceva dai tempi della nascita di Cristo, per farvi capire, e li ha giocati anche discretamente bene. Sembrava veramente il Ghoulam fosse tornato ai suoi standard. Diciamoci la verità, un 50% di Ghoulam vale un intero Mario Rui, con tutto il bene che io voglio a Martial Rui, però sappiamo tutti che la classe di Ghoulam non si discute. Però detto questo, ora io mi domando e mi dico, l'Inter si è rinvigorita perché ha preso Gosens, già c'è una squadra forte, ma la va ulteriormente a migliorare perché vogliono puntare a rivincere nuovamente uno scudetto e poi fra 2-3 anni ambire a una Champions League. Ora questo lo sto dicendo io, però la strada dettata sembra quella lì, di provare a vincere un'ipotetica Champions League fra 3 o 4 anni. Ecco, c'hanno tutti i giocatori giovani che potrebbero fare ulteriormente il salto di qualità, vedi Barella, vedi Lautaro, ce n'ha tanti ragazzi. Poi ha preso il portiere del PSV Eindhoven, ora non vorrei dire una cazzata, manda Andanovic via, quindi è un progetto di ringiovamento della rosa e ci stanno riuscendo alla stragrande. Poi il Milan si è rinforzato perché ha preso un attaccante. Tu dici vabbè, ma ha preso un giovane ragazzo, sì, insomma l'ha preso,
sapendo che Ibrahimovic potrebbe aver finito la stagione, perché non ho capito se si è rotto il tendine o se è fatto qualcosa al tendine comunque, tu giustamente devi trovare qualche giocatore per sostituire Ibra, e l'hanno trovato, va benissimo. La Sampdoria si è mossa, la Salernitana è vicina a chiudere l'affare Diego Costa, sarà finito, sarà a fine carriera, ma è sempre Diego Costa. Se tu gli butti la palla nel mezzo, chi ti segna? Non diciamoci stronzate. Si parla anche di Javier Pastore alla Salernitana. Qualcuno mi ha detto, ma oramai è finito. In Serie A fa sempre la differenza, questi giocatori in Serie A fanno la differenza, fidatemi, la fa Ibra perché ha 40 anni. Ora non vi sto dicendo che se ci metti un Miccoli lì davanti ti fa la differenza e ti fa salvare, no, però un giocatore come Diego Costa, fidatevi che fa la differenza, perché la fa la differenza lì davanti. Poi c'è Ribéry, dietro avresti Javier Pastore, a centrocampo la Salernitana può puntare veramente a una salvezza che sarebbe una cosa clamorosa a mio avviso, perché i punti sono pochi, quelli che ha 7 punti, però provano a salvarsi giustamente. Poi dici fra 6 mesi scade Diego Costa, non mi interessa, si ritira, però io provo a salvarmi e non voglio ritornare in Serie B, perché quando ritorni in Serie B poi è difficile tornare subito in Serie A, lo sappiamo, anche se prendi il bonus paracadute. Ora, se ritorniamo alla domanda che mi ero posto ad inizio, se tu vendi Thuram, ce l'hai un sostituto? Si parla di Oliveira, ma Oliveira del Getafe arriverà a Napoli? Farei adattare nuovamente Juan Jesus da terzino? Juan Jesus sta facendo benissimo da difensore centrale e la velocità per fare il terzino non ce l'ha, perché in allungo, in velocità Juan Jesus è lento, lo sappiamo tutti. E allora la domanda è questa: vuoi rivoluzionare la difesa? Vuoi rivoluzionare questo Napoli? Perché lo sappiamo, hai questo progetto di azzerare i costi, di abbassare, va benissimo tutto, però devi essere sincero, Aurelio De Laurentiis, cosa ne vuoi fare con questo Napoli? Nelle ultime ore è uscita addirittura sulla Gazzetta l'offerta, un'ipotetica offerta del Newcastle, ai danni di Osimhen, 70 milioni all'incirca. Impossibile che il Napoli lo venda agli stessi prezzi che l'ha comprato, quello ragazzi lo so anch'io, però devono vendere i giornali e lo sappiamo. Fabian Ruiz che a Parigi si è fatto i selfie, cose, già tutti quanti dicono Fabian al Parigi, ragazzi, al Paris Saint-Germain no, vi prego, no, sappiamo che deve rinnovare, non vuole rinnovare, quindi se lo dobbiamo venderlo, vendiamolo a fine estate, perché no, ora a gennaio non vendiamo più nessuno, perché sarebbe clamorosa la botta che dai al morale di questi giocatori. Poi vuoi portare a Zanoli e spostarlo sull'altra fascia perché è giovane, lo puoi adattare, va bene, fallo, ma facciamolo giocare a questo povero Cristo, a parte che davanti c'ha un robot, perché Di Lorenzo si è riposato 20 minuti da quando è a Napoli, l'ultima partita, ha riposato 20 minuti. Zanoli, quando il mister Spalletti gli ha detto "Oh Zanoli, dai che entri", e lì ha fatto toglie Di Lorenzo, se l'è domandato pure lui, toglie Di Lorenzo. Di Lorenzo secondo me quando ha visto il cartello, avete visto quello lì degli arbitri del quarto uomo, il cambio dei numeri, si è girato e avrà detto e che cazzo, finalmente mi danno riposo, per farvi capire un po' la situazione. Ora aspettate un attimo perché il gatto vuole andare di là e rompe i coglioni. Eccoci qua, siamo tornati. Quindi in conclusione la sostanza è questa: se vendi Thuram hai già una valida alternativa in rosa? No, non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo una valida alternativa. Ti vuoi andare a prendere Oliveira del Getafe? Vallo, prendilo subito, perché poi lo devi adattare al gioco della Serie A. Quindi se tu ti vuoi muovere sul calciomercato, che poi mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, facciamolo ora che ci sono le soste per queste nazionali, c'è il ritiro a Coverciano, c'è Balotelli, c'è una cosa del ritiro a Coverciano, è uno stage, è tutto quello che volete, ma Politano perché non viene convocato in nazionale? È stato convocato Balotelli, con tutto il bene che io voglio a Balotelli perché è un grande giocatore e io lo reputavo potesse diventare uno dei migliori in Europa, addirittura nel mondo, poi la testa è quella che è.
Però voglio, Politano, cosa deve fare più per essere convocato in nazionale? Portiamo ancora Berardi in nazionale, Mancini, a mano in coppa coscienza, passatella. Comunque, detto questo, cosa ne pensate voi di questa trattativa che stanno dicendo che Ghoulam va alla Lazio? Voglio, come dicono loro, mancherebbe solo l'annuncio da parte della Lazio e il Napoli, ragazzi, lo sappiamo, anzi, secondo me Aurelio De Laurentiis quando si sente dire presidente io vorrei andare via, Aurelio De Laurentiis voglio fare così, ti accompagno io a Roma, caro Fausi, non ti preoccupare, io amici romani ti faccio mangiare la carbonara, ti faccio mangiare la matriciana, cioè ce lo porta lui tranquillamente. Fabian Ruiz, vuoi andare via? Caro Fabian, dove vuoi andare? Dove vogliamo andare? A Parigi? Prendiamo un volo, ti porto sulla Torre Eiffel, cioè proprio fa capire, per farvi capire, senza rischi domani si sveglia e dice Aurelio, io vorrei andare al Bayern Monaco perché mi hanno cercato, e che fa? Aurelio De Laurentiis, si alza e dice andiamoci a mangiare 2 würstel, 2 crauti a Monaco, cioè per farvi capire che il Napoli non è quella società che trattiene i talenti, va bene, il Napoli deve vendere perché non c'ha Exor dietro, però c'è il fatto che Aurelio De Laurentiis nel 2024 è costretto a vendere 2 società, perché non può avere 2 società, c'è il Bari e c'è il Napoli. Quale venderà? Ragazzi, nel 2026 è il centenario del Napoli e come alcuni dicono Bezos è dietro al Napoli. Sarà vero, comunque non mi interessa. Da qua al 2026 può essere pure che vinciamo uno scudetto. Può essere, cioè non è che lo vinciamo, cioè metto le mani avanti. Però è così, mi dispiace solo per Fauzi Ghoulam, però se così doveva finire è giusto che torni da Maurizio Sarri, dal suo maestro. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Iscriviti al canale, è gratis. Ciao aiù.